Mentre nel prossimo video ci saranno neve, funghi e sassolini, in questo vi racconterò il percorso che ho fatto per conseguire il cosiddetto patentino raccolta funghi, ma iniziamo dal principio. Allora, mettiamo in chiaro una cosa, io mi sono permesso di fare questo video perché, essendo un inesperto totale per quanto riguarda la raccolta funghi, mi sembrava di essere la persona perfetta per spiegarvi qual è stato il mio percorso per conseguire il patentino. In Friuli Venezia Giulia, per raccogliere anche un solo funghetto, un residente deve avere il patentino per la raccolta funghi, e per ottenerlo bisogna fare un corso e dopodiché un esame di fronte alla commissione micologi dell'ASL regionale. Ma oltre al fatto che il patentino è obbligatorio, il corso è importante? Direi che sì, è importantissimo, e questo fungo non raccoglietelo perché è mortale. Ma quanto importante è fare un corso prima di raccogliere anche un singolo fungo? Direi importantissimo, perché il rischio di intossicazione, avvelenamento oppure addirittura il rischio di poter morire è altissimo, quindi è fondamentale conoscere perfettamente i funghi. Di certo il corso non vi renderà dei micologi esperti, però diventerete delle persone informate e assolutamente diffidenti, e questo vi aiuterà tantissimo nel momento in cui potreste fare uno sbaglio. Ma vediamo di far chiarezza per quanto riguarda l'importanza del corso. Sicuramente vi è capitato, o amici vi hanno raccontato, che dopo aver mangiato dei funghi buonissimi, facciamo un esempio semplice dei funghi porcini, avete riscontrato dei problemi allo stomaco o intestinali. Bene, tenete conto che il fungo è delicatissimo. Dal momento della raccolta al consumo può produrre delle tossine termoresistenti che provocheranno intossicazioni più o meno gravi. Un'errata conservazione o metodi di cottura non corretti possono creare tutta una serie di disturbi poco piacevoli. Durante le lezioni, oltre ad insegnarvi i metodi di riconoscimento dei funghi, vi spiegheranno anche le tecniche corrette di conservazione, raccolta e cottura. Di fatto, in regione la maggior parte delle intossicazioni avviene per un'errata consumazione del prodotto. Dovete tenere presente che raccogliere funghi non è uno scherzo, è importante essere consapevoli e preparati su quello che si sta facendo, perché le conseguenze possono essere veramente disastrose. Un avvelenamento può colpire in modo grave organi importanti come fegato e reni, danneggiandoli a tal punto da essere costretti a fare un trapianto e dialisi per tutta la vita. Capite quindi l'importanza di questo corso? Non è un corso facile, bisogna mettersi lì, bisogna studiare tanto, però alla fine sarete consapevoli di quello che fate. Per la preparazione dell'esame io mi sono rivolto al centro micologico friulano Mario Bianchi. Vi è la possibilità di frequentare le lezioni sia in presenza che online, oppure scegliere il sistema misto. In totale sono 6 lezioni e 2 serate aggiuntive non obbligatorie. Ricordatevi che potete non presentarvi a una sola lezione, ma le altre le dovete fare pena la non ammissione all'esame. Inizialmente vi verrà fatto un test conoscitivo per comprendere quanto ne sapete sull'argomento. Ad ogni lezione vi verranno fornite via mail le schede inerenti all'argomento trattato, in modo da facilitare il ripasso una volta a casa. Allora, piccola precisazione, ricordatevi che durante il corso interrogano e lo iniziano a fare già dalla seconda lezione, quindi non fatevi trovare impreparati assolutamente, come è successo a noi. Hanno iniziato a interrogare, vi assicuro è stato un bagno di sangue, quindi iniziate a studiare da subito. Il libro di testo che andrete a utilizzare è Fungomania numero 5. Allora, io l'ho acquistato su Amazon al costo di 20 euro, ma lo trovate tranquillamente in libreria oppure ordinandolo in sede. È un libro strutturato veramente molto bene, all'interno vengono illustrati e spiegati tutti i funghi che poi vi serviranno per presentarvi all'esame. Alla fine del video è molto interessante, ci sono delle schede anche dove vi spiegano un po' come verrà strutturato l'esame, quindi il colloquio, gli elementi generali che voi dovete sapere, la conoscenza delle più comuni specie di funghi eduli velenosi presenti in regione, insomma tutto quello che gli esaminatori potranno chiedervi. Per il resto, insomma, vi spiegano un pochino quali sono le normative in regione per la raccolta, quali sono le zone dove si può raccogliere i funghi, e i metodi di conservazione, eccetera eccetera. C'è anche un capitolo molto interessante su come difendersi dalle zecche.
Allora, io continuo a ribadire che è veramente importante iniziare a studiare da subito. Adesso vi faccio capire anche il perché. All'interno del libro ci sono delle schede molto belle che vi aiutano a prepararvi appunto all'esame. All'interno ci sono tutta una lista di funghi che dovrete sapere e imparare a menadito. E non sono pochi, saranno all'incirca una cinquantina. Vi leggo alcuni nomi giusto per darvi un'idea. Allora abbiamo il Coprinus comatus, l'Hydrum repandum, la Macrolepiota procera, poi abbiamo la Russola cianoxantha, abbiamo la Garicus scusate, xanthoderma, l'Inocibe, il Paxilium involuto, l'Entonoma sinuato, l'Opalotus oleario, cioè vi rendete conto, sono tutti nomi in latino che voi dovete imparare e associare al fungo. Non è assolutamente facile, cioè bisogna mettersi lì e studiare. Un'ottima strategia per affrontare lo studio è quella di ricordarvi che superare l'esame è l'ultima cosa. Voi dovete affascinarvi, dovete essere curiosi e tutto quanto vi verrà super facile. Entrerete in un mondo meraviglioso, questo ve lo assicuro. Scoprirete l'incredibile magnificenza che si nasconde dietro questo piccolo frutto della natura. Vi metterete alla prova e vi appassionerete lezione dopo lezione. Il mio consiglio è: fatelo, lanciatevi, superate l'esame e sarete orgogliosi di voi stessi e soprattutto non manderete al creatore tutta la famiglia. Mi rendo conto che avendo fatto questo video ho osato un po', perché in verità questo non è assolutamente il mio campo, però ci tenevo a raccontarvi la mia esperienza personale e spero di esservi stato d'aiuto e di avervi dato delle buone indicazioni. Parleremo ancora di funghi? Assolutamente sì, noi comunque rimaniamo sempre Trekking Friuli Venezia Giulia, grazie mille per essere arrivati fino qui, iscrivetevi al canale, zaino in spalla e alla prossima!